Si era leggermente ferito lasciando alcune gocce di sangue all'interno del locale da dove aveva sottratto denaro e sigarette per oltre 1.500 euro. E proprio dalle tracce ematiche i carabinieri di Castelfranco hanno individuato e denunciato il responsabile del furto dell'altra sera alla pizzeria di Treville. Si tratta di un 29enne marocchino che vive in zona e non è nuovo ad azioni del genere. Ora il giovane sarà processato per direttissima per furto aggravato. Ha perso la vita in un incidente mentre era in ferie in Sicilia, vittima un 63enne di Castello di Godego. Angino Beraldo era in auto con la compagna lungo la strada Palermo-Sciacca, quando per cause al vaglio dei carabinieri la vettura è prima uscita di strada per poi rientrare capovolta centrando una moto che stava sopraggiungendo. Deceduti sul colpo i motociclisti, un 21enne e un 36enne del posto, ferite in condizioni disperate la compagna di Angino, la 59enne Angela Barozzi. Incidente questa mattina poco prima delle 9 tra Treviso e Casier lungo la Zermanesa. Un frontale tra due auto all'altezza delle caserme della Quinta Ore ha provocato la paralisi del traffico su tutta la zona. Nonostante si temesse per gli occupanti dei mezzi coinvolti, incastrati tra le lamiere, il bilancio del sinistro registra un solo ricovero di media gravità. Sul posto i vigili del fuoco di Treviso che hanno operato per oltre 3 ore prima di riportare tutto alla normalità. È caduta in prescrizione l'accusa di evasione fiscale per Loredana Bolzan, l'ex dipendente dell'ULSS 9 che ha sottratto illegalmente dalle casse dell'ente oltre 4 milioni di euro. Evasione fiscale proprio relativa ai soldi rubati per i quali l'ex impiegata infedele è stata condannata a 11 anni di carcere successivamente ridotti a 7 dopo l'appello. I fatti si sono svolti tra il 2004 e il 2006. Oggi il verdetto del giudice che ha decretato il non luogo a procedere.